Per uno che ritiene la cultura, come la ritengo io, il segno per davvero tangibile della civiltà di un popolo, tant'è vero che me la sono tenuta per sottolinearne l'importanza come delega, è l'unica delega che il Presidente insieme alle relazioni istituzionali si è tenuto deliberatamente, e poteva mancare il giorno in cui si celebra Giorgione nella sua casa, nella sua Castelfranco. No, nessun impegno al mondo mi avrebbe trattenuto. Sì, è un valore importante anche per il turismo, una stagione ottima, diciamo, anche dal punto di vista culturale per il Veneto. Ma guardi, rispondo con un po' di presunzione, perché ci sappiamo fare, perché il turista viene anche, forse soprattutto, il turista perlomeno quello colto, raffinato, viene soprattutto per questo, perché noi non facciamo le mostre spot così, quelle che richiamano tanta gente, facciamo le mostre legate alla nostra storia, che spiegano, producono dibattito. Io qui mi auguro che il dibattito sia feroce, sia di quelli violenti, perché le discussioni culturali violente sono quelle che portano importanza, e il turista è attratto anche da queste cose, proprio in una città come Castelfranco, che è una delle città che noi vogliamo valorizzare, dove il turismo si può espandere, il turismo quello raffinato, colto, elegante, e diciamocelo pure, quello che spende di più. Senta, a Venezia invece c'è un grande progetto legato al Palazzo del Cinema, questa idea di utilizzare l'ospedale al mare per farne un centro molto, molto chic e utilizzare questi soldi per fare il Palazzo del Cinema. Come valuta questo progetto? L'abbiamo fatto noi, come vuole che lo va. Mi sembra una cosa intelligente, no? Bisogna puntare sulla qualità. I numeri verranno, ci saranno, nessuno. Difatti il Veneto è l'unica regione che dal punto di vista turistico non conosce segni negativi. Vuol dire che ci abbiamo saputo fare, vuol dire che abbiamo saputo puntare sulle cose importanti. Ecco, questo grande progetto, grandissimo progetto, che necessita di una grande collaborazione anche da parte dei privati, va in quella direzione, va nella direzione che il turismo internazionale, o meglio, il turismo internazionale che ci interessa maggiormente, cerca e segue. Quando parla di mostre spot, a cosa si riferisce? Mi riferisco a tutte quelle iniziative che non hanno alcun legame col territorio, che puntano soltanto a portare un gran numero di persone, data l'eccezionalità. Ognuno è libero di indicare, no, come quella sulla Cina ha una larghissima tradizione nel nostro territorio. La Cina e il Veneto e la Serenissima hanno avuto relazioni che hanno cambiato il volto dell'umanità, e non soltanto quella sulla Cina è stata una grande esposizione, non fortunatissima dal punto di vista dei numeri, o almeno ha portato meno di quello che portava, ma mi interessa che ci sia un dibattito, che si discuta, che ci sia uno studio, che seguano libri, conferenze, che ci sia un qualcosa che serve, altrimenti per richiamare i numeri si possono fare iniziative che magari hanno più spettatori di Tiziano, ma che dal punto di vista culturale, del progresso sociale e civile di un popolo dicono molto di meno.